Mi hai lasciata qui, con le mani sulla testa, con lo sguardo appeso tra una scala. Sono Alessia Toffoli, ho 20 anni e vengo dalla meravigliosa cittadina di Vittorio Veneto. Ho sempre avuto una grande passione per la musica, credo sia nata insieme a me e insieme a me cresca. E ho sempre, per buona parte della mia vita, ho cantato come autodidatta. Poi ho deciso di prendere lezioni presso la Soul and Music di Giuseppe Milan e da lì ho capito che potevo fare qualcosa di più concreto e ho deciso di iscrivermi a un concorso Sanremo New Talent che si terrà proprio a Sanremo. Io ho sempre partecipato a vari concorsi più o meno importanti, però ho sempre dovuto dividere, diciamo, il mio tempo con la scuola. E a un certo punto della mia vita ho deciso di mettere da parte la musica perché c'era in ballo la maturità, diciamo, quindi ho deciso di dedicarmi allo studio. Dopo la maturità ho capito che dovevo prendere una scelta e dedicarmi in maniera più concreta a ciò che è la musica, perché si possono ottenere risultati concreti. Quindi questa mia idea di partecipare al concorso Sanremo New Talent è un po' come un secondo esame di maturità, però a livello musicale, per vedere se adesso che ho delle competenze musicali, diciamo, più avanzate, ma comunque io sono sempre in evoluzione, non ci si ferma mai, si migliora sempre, un po' appunto un esame di maturità per capire se ce la posso ancora fare e se posso riuscire ad avere risultati migliori, un po', ecco, questo sostanzialmente. Il giorno in cui non ce la farai più a fingere. Questo concorso si è svolto la prima parte online, facendo una prima selezione, abbiamo mandato i nostri video con le nostre esibizioni e siamo stati valutati. Successivamente la giuria, composta da Maria Teresa Ruta e il maestro Vince Tempera, sarà chiamata a giudicare i concorrenti che appunto a Sanremo si esibiranno a Casa Sanremo presso il Palafiori. Questo concorso è stato organizzato da Davis Paganelli e appunto si terrà durante la settimana del festival a Casa Sanremo. Poi i più fortunati e i più bravi saranno selezionati in seguito a questa ulteriore scrematura che verrà fatta a Sanremo per partecipare alla finalissima il 6 di marzo. Affronterò con uno spirito di positività, ecco. Non ho grandi aspettative perché non mi piace farmi aspettative, perché per me è già una cosa meravigliosa il fatto di semplicemente poter fare la valigia e partire per andare a Sanremo, che quest'anno sarà blindatissima, saranno pochi i fortunati ad arrivare. Spero di ottenere dei buoni risultati, come penso tutti quanti i concorrenti, e appunto lo affronterò con tanta positività e spero di divertirmi, ecco. Penso che la musica sia qualcosa di veramente importante, infatti io tengo le cuffiette H24, si può dire, forse per dormire le tolgo. E è una grande passione che mi ha sempre portato grandi soddisfazioni. Ho partecipato a molti concorsi e la cosa legata alla musica e ai concorsi che mi ha cambiato di più la vita, possiamo dire, è partecipando a Area Sanremo, concorso più importante sempre legato a Sanremo, ho incontrato una persona meravigliosa che è Leonardo Monteiro, il quale poi si è esibito concretamente al festival, il quale a seguito di una mia esibizione che io pensavo fosse andata un po' male, mi sono rattristata e lui mi ha detto: mi raccomando, pensa positivo, hai fatto bene? Sì, allora non importa, pensa positivo sempre e comunque. E da lì è partita la mia convinzione che la determinazione e la positività riescono a farti raggiungere qualsiasi cosa, tanta determinazione. E grazie alla mia determinazione, che cerco di coltivare ogni giorno, di migliorare, spero che la musica diventi concretamente il mio lavoro principale. Ecco, appunto per questo ho deciso di concentrarmi nello studio della musica per migliorarmi, perfezionarmi, per renderlo proprio un lavoro. Poi capirai che se hai amato veramente avrai vissuto davvero.